Qualche giorno fa mi sono sentito dire che io nei miei post o nei miei video non spiego mai nulla. Ciao, sono Davide Marcomini e da 30 anni faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di allarme. Nel video di oggi voglio parlare di questo commento che ha fatto un utente nei miei confronti dicendomi che io non spiego mai nulla. Ecco, ovviamente a che cosa si riferiva quell'utente nello specifico? Quell'utente si riferiva ad un aiuto materiale, ad un aiuto concreto per poter realizzare in autonomia un proprio impianto di allarme. Ecco, se l'obiettivo è quello, è chiaro, io non dico mai nulla. Da questo punto di vista ha ragione, sta dicendo la verità, ma non ho mai nascosto che quello che faccio nella mia comunicazione, nei miei canali social, così come su YouTube, non è aiutare l'utilizzatore che vuol farsi l'impianto di allarme da solo, ovvero io non faccio tutorial per il fai da te, non li ho mai fatti e probabilmente mai li farò. Cerco di trasferire quelle informazioni utili a capire che cos'è la sicurezza, a comprendere come si costruisce un impianto di allarme partendo dalla filosofia, partendo dai concetti di funzionamento, partendo dalle norme che dovrebbe rispettare ogni buon impianto di allarme. E non ti dirò mai come si cabla un sensore, come si programma la centralina o come si mette banalmente in rete la tua telecamera, perché non mi interessa. L'utilizzatore, inteso come utente finale, deve, o meglio dovrebbe, rivolgersi ad un professionista, non necessariamente a me, ci mancherebbe, ad un collega, ad un amico, a qualcuno di sua conoscenza, purché sia un professionista, perché sappiamo benissimo che senza il professionista tu puoi installare tutto quello che ti pare, ma non avrai mai un impianto di allarme in grado di garantirti un determinato livello di sicurezza, a meno che tu non abbia studiato le tecnologie della rilevazione, le norme, i sistemi di installazione, tutto quello che ne consegue per poter fare il nostro lavoro. A quel punto saresti un collega e non un fai da te. Grazie per aver seguito il video, spero di averti dato qualche spunto su cui riflettere. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!